Urne aperte nella città del Cima, unica città della Marca chiamata al ballottaggio, lo rimarranno fino alle 23 di questa sera e poi domani dalle 7 alle 15, 28.266 gli aventi diritto che possono recarsi in uno dei 35 seggi allestiti dove si vota nel massimo rispetto delle normative anti-Covid. A mezzogiorno l'affluenza registrata dal Viminale è stata dell'11,54%, ben 2 punti percentuali in meno rispetto al primo turno, quando si era attestata al 14,16%. Più in generale, quello coneglianese è stato il dato più basso del Veneto. Nella Padovana Est e nella Veronese Bovolone la percentuale è stata rispettivamente del 13,42 e del 13,88%. Affluenza finale che di certo peserà non poco sulla sfida tra i due candidati a sindaco che più volte in queste settimane hanno lanciato appelli al voto, e mentre a Conegliano si vota, Antenna 3 sta preparando una lunga maratona elettorale. L'appuntamento alle 14.30 dopo la prima edizione del Mezzogiorno. In studio con Nicola Zanetti, tanti ospiti ma soprattutto i collegamenti dal territorio per un aggiornamento in tempo reale sui dati e sulle reazioni a caldo, e questo fino a sera, quando alle 21.15 sarà la volta di ring. La gioia dei vincitori, la delusione degli sconfitti, l'analisi del voto a Conegliano, Este e Bovolone, tutto rigorosamente in diretta come sempre su Antenna 3.